c'è chi scende di categoria e perde lo scudetto. Amici sportivi, questa è Calcio Parlando, la 398esima puntata. Benvenuti a tutti voi, naturalmente. Buon pomeriggio con una Germania che è appena salita sul tetto d'Europa per la quarta volta. Era successo inizialmente 60 anni fa, nel 1954, campione del mondo. La Germania ovviamente non d'Europa, come mi corregge opportunamente il nostro regista Giulio Carnelli, che salutiamo. Ma la Germania nel 1954 ha iniziato a trionfare sul mondo, per poi ripetersi 20 anni dopo nel 74, poi nel 90 qui in Italia, e adesso che siamo nel 2014, battuta ieri in finale l'Argentina per 1-0. C'è stato l'epilogo dei tempi supplementari, c'è stato soprattutto questo gol che ha scacciato la possibilità che la gara potesse risolversi ai calci di rigore. Mario Götze per l'1-0 della squadra teutonica, un trionfo in bello stile che analizzeremo ovviamente nella puntata di oggi insieme a Daniele Amadasi, che è collegato con noi. Ciao Daniele. Ciao Adriano, a te e a tutti i nostri radioascoltatori. Germania 1, Argentina 0 nella finale di ieri, giocata a Rio de Janeiro. Si è dovuti procedere con i tempi supplementari, l'ottava partita di questa rassegna iridata che ha avuto come coda ai tempi supplementari 4 volte, poi si è anche andati ai calci di rigore in altrettante occasioni. Non si è dovuto andare oltre il 120esimo per ottenere un verdetto. Quarta volta della Germania campione del mondo. L'Argentina si è fermata a 2, o meglio è rimasta a 2, si è dovuta arrendere. È stata, intanto, il parallelo viene spontaneo secondo me, perché rispetto a quella di 4 anni fa, di finale tra Olanda e Spagna, qualcosa di molto speculare, cioè c'era una squadra favorita, allora la Spagna, stavolta la Germania. Si è andati con questo strapotere, con i crismi dello strapotere attribuibili in questo caso alla Germania. L'Argentina ha avuto grandissime occasioni, soprattutto con Higuaín e poi nel secondo tempo con Palacio appena entrato. La Germania peraltro ha colpito anche un palo. In tutto questo si è quasi finiti ai calci di rigore. Allora il gol di Iniesta 4 minuti alla fine, questa volta ne mancavano 7 e ha segnato Mario Götze con un grandissimo sinistro da posizione decentrata a battere il portiere Romero. Speculari dunque le finali degli ultimi 2 mondiali, però alla fine è stato giusto così per quel che abbiamo potuto vedere da questa armata tedesca. Ma ne avevamo parlato sabato, avevamo detto che probabilmente si sarebbe decisa nei minuti finali questa gara, probabilmente a favore della Germania. Questo era il nostro pronostico, ma soprattutto andando a vedere quello che era stata un po' la storia. Messico 70 e poi Italia 90, con 2 gare che erano state decise, una al minuto 82 e l'altra al minuto 84, per cui avevamo detto chissà se anche questa gara sarà decisa negli ultimi 10 minuti. E ci abbiamo azzeccato, nel senso che è stata decisa negli ultimi minuti di gara, però del tempo supplementare, non dei 90 regolamentari. La Germania era favorita, soprattutto dopo la straripante vittoria 7-1 contro il Brasile. È una formazione che ha tantissimo talento e soprattutto ha una compattezza di squadra enorme in ogni zona del campo, sia dalla difesa che dal centrocampo che in fase offensiva. L'Argentina doveva sfruttare delle giocate di un Lionel Messi, che per anni è stato considerato il giocatore più forte al mondo, che però in nazionale non riesce assolutamente a fare la differenza, probabilmente anche un limite. Un Messi che è diventato il calciatore più forte anche perché giocava nella squadra più forte con il Barcellona, per cui bisognerebbe anche aprire magari una parentesi per vedere quanto è stata la bravura di tutto il Barcellona nel portare Messi a vincere quella serie incredibile di palloni d'oro. Un calciatore che ieri ha cercato magari nei primi minuti di fare qualche giocata, però in Argentina che si vedeva che viveva soltanto in maniera estemporanea delle giocate di Messi, oppure nella speranza che Higuaín riuscisse magari a realizzare una rete. La Germania alla fine ha vinto una partita in maniera meritata e soprattutto ha portato a casa un trionfo che è figlio di una programmazione nata dopo il fallimento ovviamente dei mondiali
dell'86, in cui poi la Germania è ripartita, quindi vincendo e soprattutto andando a vincere dopo 24 anni un mondiale, ma soprattutto abbiamo detto, scusate la ripetizione, ma la Germania negli ultimi 20 anni ha costruito qualcosa come 20 centri federali nella propria nazione, quindi è ripartita dal settore giovanile, è ripartita con un campionato forte, con un campionato nazionale in cui il 70% dei giocatori sono tedeschi. Questo direi è l'esempio di come la Germania è andata a costruire la vittoria del suo numero quarto titolo mondiale, per cui direi complimenti a Löw, soprattutto a tutta la squadra, e direi che in maniera simbolica ieri c'è stato anche il cambio, è uscito Klose, marcatore di tutti i tempi della storia mondiale con 16 reti, è entrato Mario Götze, 21enne, cresciuto nel Borussia Dortmund, uno dei tantissimi giocatori che dopo fa il salto, diciamo, di qualità dalla seconda formazione più forte della Germania, ovvero il Borussia Dortmund, al Bayern Monaco, che è la squadra che anche l'anno scorso ha vinto la Coppa dei Campioni o Champions League, che dir si voglia. Direi che è stato il simbolo proprio questo giocatore giovanissimo che adesso andrà a fare 22 anni, che ha fatto una rete spettacolare ed è riuscita a far vincere alla Germania il suo quarto titolo mondiale. Quotazioni in rialzo, non a caso, per la Germania come paese calcisticamente si intende. La Germania ha preso l'allenatore più bravo in circolazione, ovvero Pep Guardiola, questo lo scorso anno nel Bayern Monaco, una escalation continua che peraltro aveva portato già lo scorso anno il Bayern a vincere la Champions League, e abbiamo visto anche come, perché poi tutto è fatto di un percorso netto. In questo caso l'anno scorso c'è stata la finale tutta tedesca, oltretutto Bayern Monaco Borussia Dortmund, in precedenza i bavaresi avevano fatto fuori a suon di gol il Barcellona. La Germania si è costruita, ha saputo fare le proprie fortune attraverso tutta una continuità, perché il rendimento della Germania ai mondiali ed europei, con il costante piazzamento perlomeno fra le prime quattro, non può passare inosservato. La Germania nel corso di questi mondiali ha cominciato subito in maniera altisonante per la serie Se il buongiorno si vede dal mattino, non è un caso, insomma 4-0 rifilato al Portogallo con la tripletta di Müller, il gol di Hummels, una partita assolutamente senza storia, ma contro un buon avversario come il Portogallo. Questo ha subito fatto sì che la Germania gettasse la maschera in questo mondiale. Più difficoltoso invece il secondo passaggio, quello contro il Ghana, soltanto 2-2 da parte della nazionale tedesca, in gol appunto con Götze, l'eroe della finale, e poi Klose dopo la rimonta in 9 minuti della nazionale ghanese. Nell'ultima partita, quella che ha sancito il primo posto, la Germania ha saputo imporsi 1-0 sugli Stati Uniti col gol di Müller al decimo del secondo tempo, ripercorrendo poi anche la storia di questo mondiale tedesco per quel che riguarda gli ottavi di finale. C'è ovviamente da andare con il 2-1 rifilato all'Algeria. Si sono voluti i tempi supplementari, probabilmente la partita in cui la Germania ha fatto più fatica, ha rischiato anche l'eliminazione con i gol iniziale per quel che riguarda i tempi supplementari di Schürrle, e poi il raddoppio di Ozil, inutile l'1-2 di Jabou per l'Algeria, il 2-1 firmato al 122esimo. Sofferenze assortite, ma la Germania non ha mai vacillato. Nei quarti ancora di misura Hummels, sempre lui, per l'1-0 alla Francia al quarto d'ora del primo tempo, e poi quella semifinale che insomma è sotto gli occhi di tutti e ha certamente simboleggiato il cammino della Germania. Sarebbe stato quasi un delitto non vincerlo questo mondiale, dopo la lezione di calcio impartita ai padroni di casa del Brasile, un 7-1 che già dopo mezz'ora era 5-0, quindi assolutamente tutto negli occhi di chi insomma ha potuto ammirare questo mondiale, fino poi a giungere all'1-0 di ieri nei tempi supplementari. In questo caso è sempre poi bello dire che
la semifinale è stata un po' lo specchio di quello che poteva essere l'atto conclusivo e che ha di fatto spianato la strada alla Germania verso la vittoria ancora prima di cominciare. Intanto un ascoltatore in linea con noi, buon pomeriggio, con chi parliamo? Pronto? Sì. Sì, ciao, sono Ermanno. Ciao. Senti, io ho 73 anni, li ho visti quasi tutti i campionati del mondo, no? Sì. Però attenzione, noi va bene esaltare la Germania, eccetera, ma attenzione che ieri sera, se lasciano il tempo che trovano, però le occasioni le ha avute l'Argentina, perché sia Higuaín, sia Palacio, sia lo stesso Messi avevano avuto le più grosse occasioni, quindi attenzione, va bene, la Germania ha vinto, ma non è lo squadrone, non so, come il Brasile di Pelé o addirittura la Germania, no, quando ha vinto nel 74, sì. E neanche quando ha vinto l'Argentina di Maradona, insomma. Non so, sì, ha vinto, va bene, d'accordo, però risicando di qua, risicando di là, è andata così, perché il calcio è anche episodico. Ciao. Grazie Armando per il suo parere. E il parallelo che facevamo prima, con cui abbiamo aperto la trasmissione, va in questa direzione, perché anche nel 2010 l'Olanda sbagliò dei gol incredibili con Sneijder, con Robben, soprattutto nella finale tra Olanda e Spagna in Sudafrica. Poi vinse la Spagna. Qui abbiamo assistito ad un copione praticamente identico, insomma 2 partite a specchio. Per questo vogliamo insistere anche sulle finali degli ultimi 2 mondiali. Però parlare di vittorie risicate, abbiamo ripercorso il cammino. Ecco, tutto si può dire meno che rispetto al 7-1 della Germania. L'abbiamo detto anche sabato, commentando Brasile e Germania, la semifinale roboante e debordante anche per quanto riguarda la squadra tedesca. È un risultato che non si vede neanche nelle qualificazioni al mondiale, cioè passerà alla storia del calcio, ma rispetto ai mondiali che sono stati e ai mondiali che saranno. Ma direi che la telefonata del radioascoltatore è andato comunque, Adriano, a colpire un dato saliente. La Germania ieri, nella fattispecie dei soltanto, diciamo così, dei 112 minuti, escludiamo il 113esimo, che è quello che ha regalato la vittoria mondiale, non è stata una Germania che ha dominato l'Argentina. L'Argentina comunque ha avuto le proprie occasioni, è vero, ha sbagliato dei gol incredibili, ha avuto le occasioni con Palacio, con Higuaín e anche con Messi, però è una Germania che secondo me aveva strameritato vincere il mondiale, soprattutto per quello che aveva fatto. Le gare di finale sono abbastanza particolari, perché negli ultimi anni probabilmente soltanto quel 3-0 con cui la Francia aveva vinto in casa del titolo contro il Brasile è stata quasi una finale non giocata. Per il resto abbiamo visto l'Italia come è andata a vincere a rigori contro la Francia, come la Spagna ha fatto fatica 4 anni fa e come anche ieri la Germania comunque ha fatto fatica contro l'Argentina. Parliamo sempre di una finale mondiale, non stiamo parlando di una partita di qualificazione. L'Argentina ha avuto le proprie occasioni, però per quanto visto in questo mondiale, secondo me la Germania meritava di vincere, soprattutto per l'organizzazione di squadra, l'organizzazione tecnica e la forza dei giocatori, forza sia atletica ma soprattutto anche tecnico e tattica, per cui è una formazione che secondo me Joachim Löw ha schierato alla perfezione, soprattutto ha trovato tantissimi giovani che sono arrivati, l'abbiamo detto, da una programmazione. L'Argentina ha vissuto un mondiale abbastanza particolare, perché comunque ricordiamo che è arrivata in finale soltanto superando l'Olanda ai rigori, soprattutto aveva sofferto in altre gare, per cui andando a fare proprio, diciamo così, un bilancio dei mondiali, ha vinto la formazione che meritava di vincere, per cui di sicuro può non essere bello anche per noi dire andare a esaltare la Germania, però parliamo soltanto di sport, non parliamo di altri discorsi, per cui giù il cappello a questa Germania, soprattutto dei giocatori che hanno fatto la differenza, cioè come gente come Müller e come Götze, secondo me possono essere cresciute anche in Italia e io partirei proprio da questo, cioè andiamo a cercare giocatori sul nostro territorio che possano arrivare a questi livelli, perché li potremmo avere e la Germania secondo me li sfrutta, perché
ribadiamolo, il 70% dei giocatori tedeschi gioca in Germania, il 63% dei giocatori nella massima serie italiana è straniere, soprattutto sono stranieri di livello scarso e ci sono anche tanti brocchi, per cui questo secondo me va a coprire un po' il discorso generale. Per contro si può dire anche che quasi tutti gli argentini giocano all'estero, sì, però è una questione economica con una nazione che ogni 2x3 vive una serie di recessioni a livello economico, per cui sono due mondi completamente diversi. Germania che vince dopo 24 anni, era successo lo stesso anche per l'Italia nel 2006, Italia che peraltro va in una cadenza piuttosto regolare, cioè a finale ogni 12 anni e vittoria del titolo ogni 24, ma questi ovviamente sono discorsi che poi potrebbero essere riproposti nel prossimo mondiale, quello che si giocherà in Russia nel 2018, Russia italiana per certi versi, visto che c'è e ci sarà Fabio Capello alla guida. A proposito di questo, nota positiva del mondiale per quel che riguarda questa finale, i 120 minuti di Nicola Rizzoli, arbitro di ieri, coadiuvato dai due assistenti che allo stesso modo hanno fatto molto bene, soprattutto per quanto riguarda gli episodi chiave. Il gol annullato correttamente a Higuaín nel primo tempo, nota ovviamente negativa, ma l'abbiamo detto anche prima, è questo Leo Messi che continua così a dilapidare le proprie occasioni anche per sfondare un ennesimo mondiale, il terzo in cui la Pulce potrebbe elevare il proprio bagaglio tecnico, il proprio bagaglio di spessore. Invece continua così ai mondiali a fare scena muta, anche se era partito abbastanza bene in questo Brasile 2014. Sì, è vero, c'è da segnalare anche questo dato, che a parte, diciamo così, il marcatore principe di queste edizioni mondiali, che è stato il colombiano James Rodriguez con 6 reti, secondo posto è arrivato Müller a quota 5, abbiamo avuto, diciamo così, a pari merito come terzo posto a livello di marcatori con 4 reti sia Messi che Van Persie che Neymar. Messi era partito molto bene nelle prime gare e poi si è perso. Probabilmente è un giocatore che riesce comunque a fare la differenza quando gioca in una squadra già alta, per cui il suo essere fenomeno viene fuori in maniera esponenziale. Viceversa, laddove deve lui, diciamo così, andare a condurre la squadra, ha dei limiti. Il limite che però, ad esempio, non ha dimostrato ieri, quando comunque prima della premiazione, logicamente non certo gradito, quello del secondo posto, perché di fatto si giocava per il titolo, per cui si andava a prendere una medaglia che in quel momento era una medaglia da perdente, non da vincenti. Direi che Messi comunque si è dimostrato capitano di fronte a tutta la formazione dell'Argentina, per cui è un Messi, diciamo così, che viene rimandato per l'ennesima volta. A livello di nazionale non è mai riuscito a dare qualcosa in più, né a livello di qualificazione mondiale, né a livello di Coppa Sudamericana, né a livello di campionati mondiali. Vedremo il prossimo mondiale se Messi riuscirà veramente a entrare probabilmente nella storia, considerando che probabilmente il limite è inarrivabile, perché l'altro numero 10 fenomenale si chiamava Diego Armando Maradona e ha fatto delle cose veramente incredibili sul campo, per cui è un'Argentina che, diciamo così, non esce ridimensionata, perché comunque la formazione di Sabelli ha fatto veramente tanto, non era partita per vincere il mondiale. L'unico che probabilmente esce ridimensionato, direi, è un po' Lionel Messi. Gazzetta dello Sport, la sua prima pagina, per cominciare a vedere quelli che sono i titoli dei quotidiani sportivi. Mondial Fest, Germania campione per la 4ª volta, Argentina battuta ai supplementari da una magia del Mario tedesco. Götze al 113esimo decide il mondiale, per la prima volta un'europea si impone nel continente americano. I tedeschi ci raggiungono nei titoli, Messi anonimo, Higuaín e Palacio. Che errori! Poi 3 o 4 cose che Rio ci insegna nei vari editoriali presenti oggi. Rizzoli, sorriso d'Italia, una direzione perfetta. Messi premiato, miglior giocatore, una atroce beffa, e quindi anche qui il riferimento a Leo Messi. Corriere dello Sport, Germania, urlo mondiale, Götze al 113esimo inventa un gol pazzesco, l'Argentina e Messi si arrendono, 4º trionfo tedesco come l'Italia. Emozioni al Maracanã, esulta anche la Merkel, il primo titolo della Germania unita
unita. I sudamericani sbagliano troppe occasioni, la Pulce delude e sparisce. In taglio alto, calciomercato, Vidal dice sì al Manchester e a chi non piacerebbe. Milan su Grenier, Vlar, la Roma parte all'assalto. Chiudiamo con Tutto Sport che dedica l'apertura alla finale mondiale, Germania con 3 anche se sono 4 i titoli vinti dalla nazionale tedesca, ma in questo caso si vuole amplificare, ecco, l'urlo della squadra teutonica. Götze, gol mondiale al 113esimo, Argentina KO ai supplementari, decisiva, una prodezza del giovane asso del Bayern Monaco. I tedeschi campioni dopo 24 anni ci raggiungono nell'Albo d'Oro con 4 trionfi. E questo era l'unico riferimento al mondiale nella prima pagina di Tutto Sport, perché poi si parla approfonditamente di mercato. Scocca l'ora della Juve, Pogba, Vidal, garanzia, la società ha promesso di tenere i due assi, Conte ci conta, il gioco di parole. Toro Quagliarella, doppia svolta, la Juve non lo convoca e oggi incontra Cairo per chiudere tutti i segreti della preparazione granata, parla il professor Innocenti. Il Milan accende il derby, Grenier e Inzaghi mania. A fondo Cagliari per Pavoletti, Atalanta Biava. Questo qualche spruzzo, ecco, di mercato. È un mercato di cui parliamo anche noi prima di entrare nel merito di alcune situazioni, perché ci sono con l'inizio imminente della nuova stagione alcune specifiche da fare. Settimana scorsa abbiamo parlato del Brescia quanto a iscrizioni, oggi avremo qualche minuto dedicato al Padova. Calciomercato però, Daniele, intanto è un po' un oceano, come sempre capita in questi casi. Intanto oggi l'Atalanta si raduna ed è in corso la conferenza stampa di presentazione di Stefano Colantuono, presentazione alla nuova stagione. Il Torino è già impegnato e ha giocato sabato battendo il Bormio 15-0 la prima amichevole. Già in campo la Fiorentina, il Milan, nuovo Milan di Pippo Inzaghi, l'Inter. Questa sarà la settimana delle prime amichevoli peraltro, per cui insomma si comincia un po' a pedalare parallelamente alle voci di mercato che si rincorrono. Sì, considerando che oggi si radunano 4 formazioni, per cui rimangono soltanto 4, diciamo così, ai nastri di partenza, ovvero Palermo, Roma, Verona e Cesena, che devono iniziare la propria stagione. Oggi è il primo giorno di scuola, definiamolo così, per l'Udinese che riparte da Arda Terme, per l'Atalanta che riparte da Zingonia dal 14 al 19 luglio, poi andrà a Rovetta, riparte anche l'Empoli come formazione neopromossa che oggi si ritrova nella Fiorentina, vince. Soprattutto anche riparte la Juventus, una Juventus che riparte in maniera abbastanza ridotta, perché sono soltanto 12 giocatori della prima squadra che oggi si presenteranno a Vinova in casa Juventus. I portieri Storari e Rubinho, a livello di difesa ci saranno Marrone, Motta, Ogbonna e Sorensen, a livello di centrocampo Coman, Padoin e Pepe, in fase di attacco diciamo così Giovinco, Llorente e Tevez. È una Juventus che riparte con un raduno, ma soprattutto cercando dei colpi di mercato, quindi vedremo se, per venire un po' al discorso che hai fatto te, sarà la settimana giusta per vedere Alvaro Morata da Real Madrid alla Juventus per 18 milioni di euro e soprattutto Juan Iturbe dall'Hellas Verona, sempre bianconeri, per 25 milioni di euro. Una Juventus che settimana scorsa ne ha spesi 2 per Patrice Evra, per cui sul piatto dovrebbe mettere qualcosa come 45 milioni di euro. E poi c'è da vedere questa situazione di un Vidal che potrebbe partire con una Juventus che in questo caso, ma avevamo già detto tempo fa, probabilmente avrebbe già individuato il sostituto di Vidal, ovvero quel Freddy Guarin, che di fatto l'Inter ha intenzione di venderlo per una cifra variabile fra i 13 e 15 milioni di euro. Un mercato che attende di scoprire secondo me ancora se stesso, soprattutto a differenza degli altri anni gli allenatori sono abituati a partire con delle rose e poi a cambiarle in corsa, per cui difficilmente si fa già una preparazione di 2 o 3 settimane con quello che sarà l'organico effettivo. Si tende ad arrivare nell'ultima settimana di agosto, quando probabilmente i prezzi si abbassano, e quindi un po' è la richiesta per cui il motivo per cui ad esempio il Milan
è alla ricerca di un attaccante da mettere nel proprio 4-3-3, quindi considerando per adesso Balotelli, che magari non sarà venduto, e al centro dell'attacco rossonero, poi dovrebbe esserci come esterno sia Menez che Shaarawy, però il Milan che sta cercando un colpo. Logicamente i due individuati sono carissimi per le finanze rossonere, uno è Returb che abbiamo detto costa 25 ma dovrebbe finire alla Juventus, l'altro è Alessio Cerci che costa 18, così come l'Inter ad esempio punta ad avere un attaccante, per cui si sono fatti tanti nomi in casa nerazzurra, poi magari la stessa formazione di Mazzarri dovrà andare a virare su Osvaldo, ex Juventus e Fiorentina e Roma, perché dovrebbe arrivare in prestito, per cui a costi bassi. Quindi si guardano secondo me soprattutto situazioni di portafoglio e vedremo che cosa succederà. Probabilmente siamo in attesa che ci sia, magari come era successo l'anno scorso, qualche vendita pesante per cui entrano varie risorse, quindi in quel caso può partire un mercato vero e proprio, che in questo momento però sta faticando, diciamo così, a entrare proprio nel vivo. Mercato ridotto agli ultimi giorni per quanto concerne i colpi veri e propri, definiamoli così, lo ha detto anche Colantuono nelle sue prime parole da allenatore dell'Atalanta 2014-2015, prima conferenza stampa in cui si è parlato anche di calciomercato. Intanto Colantuono ha detto: non voglio nominare l'Europa perché porta anche male, un Atalanta che però è sempre arrivata a ridosso dell'Europa nelle ultime stagioni. Poi anche qualcosa relativo al mercato in uscita. Dobbiamo sfoltire un po' la rosa, ripartiamo da un modulo che conosciamo meglio. Abbiamo lavorato sulla difesa, che era quella da sistemare subito. Dobbiamo portare un po' di freschezza abbassando l'età media, poi ci siamo mossi sugli esterni, vedremo di finire la cosa in reparto offensivo, ci muoveremo lì. In effetti Colantuono ha sottolineato anche la necessità di avere qualcuno davanti da affiancare a Maxi Moralez e a Dennis. C'è sempre un De Luca che è rimasto in organico con l'Atalanta, e i nerazzurri hanno rifiutato l'offerta del Bari. C'è ovviamente anche la questione Bonaventura, che è un nuovo mercato, rimane un giocatore da monitorare. Riscattato Cigarini, c'è anche il destino di Carmona da valutare un attimo. Per quanto riguarda invece il mercato in generale, spostiamoci di nuovo sul discorso delle grandi squadre e anche un intreccio con la finale di ieri, perché Alvarez e Campagnaro, che di fatto sono da considerare due vice campioni del mondo, non dovrebbero essere confermati all'Inter. Insieme a loro Taider e Unguarin, per il quale va opportunamente fatto un discorso a parte. Inter che sta chiudendo per Vilà e naturalmente ci sono molte operazioni in ballo in tal senso. Come detto, ai nastri di partenza c'è l'Inter, una delle prime squadre peraltro a ritrovarsi, il Milan di Pippo Inzaghi, che Daniele ha così voluto subito improntare la nuova stagione secondo i suoi principi. Una novità assoluta Inzaghi come allenatore, lui che ha scalato da 2 anni fa, quando guidava gli allievi, l'anno scorso con la squadra primavera del Milan, e adesso la prima squadra. Un salto in avanti regolare che insomma va un po' sulla stessa lunghezza d'onda di quella che era stata l'esperienza, la prima di Seedorf, lui catapultato però nella realtà rossonera quasi d'improvviso. Per Inzaghi ci si augura che le cose siano diverse. Ovviamente c'è molto più tempo e una naturale tempistica in modo in cui possano arrivare risultati, possa arrivare soprattutto una programmazione diversa a cominciare dal mercato. Sì, è un Milan che riparte da zero, e soprattutto speriamo che Inzaghi gli venga dato il tempo e soprattutto anche l'aiuto dalla dirigenza, perché Inzaghi dovrà essere anche libero di sbagliare, di sicuro di errori dovrà farne, perché è neofita, non ha mai allenato nella massima serie, per cui dovrà dare a pagare date. Il problema è da vedere se la tifoseria del Milan, la stessa dirigenza,
accetterà di rivedere magari un anno comunque giocato a profilo basso, perché a livello economico il Milan ha grosse difficoltà a fare mercato. Abbiamo visto soltanto gli arrivi a parametro zero, anche se poi abbiamo detto che comunque sono dei costi esorbitanti, perché è vero che Galliani va a prendere dei giocatori non pagando il costo del cartellino, però gli va a dare poi qualcosa come 3-4 milioni di euro netti all'anno di stipendio per 3-4 anni, per cui bisognerebbe anche fare quei conti. Un Milan che ha ceduto in prestito sia Nocerino che Matri, però andrà a pagare metà dello stipendio sia al Torino che al Genoa. Un Milan che fa fatica a livello di mercato. La rosa è questa, è una rosa che al massimo potrà competere per l'Europa League, quindi bisognerebbe anche essere onesti e chiari a parlare a tutti i vari tifosi, per cui speriamo che soprattutto poi Inzaghi riesca a mantenere quello che ha detto. Nel suo Milan dovrà giocare gente che lotta, per cui Balotelli parte in riserva, però potrà Balotelli rimanere in panchina, ne dubito, per cui saranno tante situazioni da vedere. Ribadiamo, è un mercato strano soprattutto per le altre squadre, a maggior ragione per un Milan che ha grossi poteri, diciamo così, da investire a livello economico. È un mercato che si muove soltanto a livello estero, perché l'esempio l'abbiamo avuto, uno dei tanti esempi l'abbiamo avuto anche settimana l'altra. La Juventus per Sanchez aveva offerto 20 milioni di euro e il Barcellona ha venduto Sanchez a 42 milioni di euro all'Arsenal. Suarez con quello che ha fatto di osceno al mondiale, e il Liverpool è riuscito a venderlo a 81 milioni di euro al Barcellona. Angel Di Maria probabilmente dovrebbe andare via da Real Madrid, approderà a 61 milioni di euro al Paris Saint-Germain, un Paris Saint-Germain che ha speso 40 milioni di euro per Davide Luiz, un Bayern Monaco che è andato a cedere Mandzukic e l'Atletico Madrid. Cioè tutte le squadre europee riescono a muoversi perché hanno dei parametri completamente diversi, e questo purtroppo si paragona in tutta la nostra massima serie, sia formazioni che hanno da investire diciamo così soldi, che quelle che magari fanno fatica. Il Milan purtroppo in questi anni è una di quelle formazioni che non ha potere d'acquisto. Abbiamo visto che fatica incredibile che è stata fatta per andare a prendere Ramia Valencia, costerà 4 milioni di euro, viene pagato a rate. La situazione quindi è abbastanza difficile. Inzaghi non potrà fare miracoli, potrà cambiare modulo, potrà dare entusiasmo, però i giocatori bene o male sono quelli dell'anno scorso, e si è visto che il livello del Milan purtroppo non è quel livello che compete al blasone di questa squadra, che dovrebbe essere in asta di partenza per puntare allo scudetto, mentre l'anno prossimo Milan punterà per ritornare in Europa, però non dalla porta principale della Champions League, bensì da quella secondaria dell'Europa League. Calciomercato che dunque sarà ovviamente tema pregnante di questa settimana, perché ovviamente le trattative proseguono anche con la ripresa dei lavori e tutto quello che può concernere. Ricordiamo che in questo momento ci sono anche due pezzi pregiati del mercato, come Iturbe, come Romulo, che stanno un po' scatenando un'asta di mercato. Romulo riscattato dal Verona per 3 milioni e mezzo, e adesso c'è anche la stessa Fiorentina che potrebbe voler riprendersi il giocatore, pagando ovviamente una cifra stabilita dal Verona, dalla società giallo-blu. Un mercato che si infiammerà dunque anche in tal senso, e da quelle che possono essere le trattative, quelli che saranno i colpi di mercato, passiamo a situazioni meno belle, meno semplici da decifrare, come quella di settimana scorsa che abbiamo trattato, legata al Brescia. È arrivata una soluzione importante per il club lombardo, con l'uscita di scena da parte di Gino Corioni ormai definitiva. Parliamo di iscrizione al campionato di Serie B, per la quale non dovrebbe avere problemi il Varese. Un po' più seria invece la situazione del Siena, invece per chi era in Serie B l'anno scorso e adesso si trova ad affrontare difficoltà di iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro, c'è il Padova. Diciamo che è in buona compagnia il Padova, perché con squadre che hanno risolto il problema anche con passaggi di proprietà, il Pavia che sappiamo essere passato ai cinesi, il Mantova
che allo stesso modo ha ceduto una Pro Patria che deve ancora trovare l'acquirente, però diciamo che siamo un po' sulla buona strada. Ecco che quasi magicamente le situazioni davvero spinose stanno trovando una loro definizione. C'è anche, oltre alle squadre menzionate, spostandoci verso est, il Padova, che sembrava davvero affogato dai debiti, invece con l'intervento anche dell'ex presidente Cestaro ha trovato lo spiraglio buono per presentarsi alle scadenze, anche se poi ovviamente non saranno evitati punti di penalizzazione nel prossimo campionato, ma questo forse è il male minore allo stato attuale. Lo chiediamo a Federico Franchin del Mattino di Padova, che è collegato con noi. Ciao Federico. Sì, ciao, buon pomeriggio a tutti. Grazie dunque per essere con noi. Il Padova vede la luce di fatto, quella che sembrava una situazione impossibile da cui venire fuori. Padova non solo con una retrocessione recente sul groppone, ma anche con la possibilità concreta del fallimento che sembrava inevitabile a un certo punto, sembrava davvero avvicinarsi. Sì, guarda, in questo momento prevale l'ottimismo in città, perché sembra che si sia aperto un grande spiraglio verso l'iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro. Nelle ultime ore è sorto un problema relativo ad un documento relativo all'esercizio finanziario della scorsa stagione che la società dovrebbe presentare, anzi deve presentare al momento dell'iscrizione. C'è un po' di confusione attorno a quel documento perché insomma non si riesce a redarlo ancora. Lì ci vuole l'ok di Valentini e soprattutto di Penocchio, insomma c'è da capire insomma come è andato l'esercizio finanziario della società nella stagione 2013-2014. Una volta risolto quel problema lì, la società dovrebbe essere iscritta perché Cestaro è intervenuto, si è fatto carico degli stipendi arretrati dei giocatori. Cestaro ha trovato un gruppo di imprenditori che sono disposti ad entrare nella società e a rilevare le quote di Penocchio e quindi garantire un futuro al Calcio Padova ancora 3 professionisti. Direi di rimanere ancora con la condizionale, perché appunto fino a che non verrà redatto questo documento, fino a che non avremo scritto su carta che appunto Cestaro ha pagato gli stipendi e che comunque questi imprenditori sono entrati nella società e quindi Penocchio ha lasciato definitivamente, direi è bene comunque avere un po' usare un po' le pinze, però comunque diciamo che in questo momento il Padova vede la luce, questo sì, salvo imprevisti la squadra dovrebbe iscriversi e insomma se pensiamo che giovedì sembrava tutto finito, che giovedì sembrava ormai il Padova fallito, in città girava ormai la voce quasi certa di un fallimento del Calcio Padova, adesso insomma è un altro vivere per i tifosi biancoscudati. Domani alle 19 la scadenza per quel che riguarda la presentazione di tutti i documenti necessari, entro domani appunto con questa fideiussione di 600.000 euro da presentare. Il Padova è ancora ovviamente in ballo gli stipendi arretrati di marzo e aprile. Il 18 luglio, quindi venerdì, ci sarà il Consiglio federale per dare l'ok agli organici della prossima stagione in Lega Pro Unica, però diciamo che si è un po' buttato via un anno, perché per quanto riguarda il Padova ovviamente, perché si è dovuto intervenire di nuovo Cestaro, che era presidente un anno fa e che da quale Penocchio ha rilevato la società. È chiaro che, ma lo abbiamo capito anche durante questa ultima stagione disastrosa, è stato un anno perso, ma non solo, si è proprio dovuti di fatto tornare indietro con il nuovo intervento decisivo, risolutore di Marcello Cestaro. Sai, viene da chiedersi a questo punto perché non aver fatto un'operazione simile l'anno scorso. In questo periodo il Padova poteva essere già ceduto, a mio avviso, a questo tipo di imprenditori che sono anche padovani, sono anche del posto. Resta incredibile, resta un po' all'oscuro insomma questa situazione, che si è deciso di cedere ad un imprenditore come Penocchio, che si era capito da subito che non aveva le capacità per garantire un futuro degno del Calcio Padova. Insomma, il fatturato dell'azienda è emerso dopo 2 giorni dall'acquisizione di Penocchio della Calcio Padova. Insomma, si capiva insomma che non è un imprenditore così facoltoso, non è un imprenditore
che si potesse permettere una gestione di una squadra di Serie D di buon livello. Si era capito insomma che ci sarebbero stati problemi economici che alla fine sono emersi, e stupisce che Cestaro in quel momento lì abbia ceduto la società ad una persona che obiettivamente più dell'acquisire la società non poteva. Infatti il fatto è che comunque sia andato in difficoltà, il fatto che non sia riuscito a pagare gli stipendi, insomma, è eloquente, e quindi Cestaro secondo me è intervenuto adesso per salvare il calcio Padova, perché forse si è sentito anche un po' in colpa, forse si è sentito anche responsabile di questa stagione, si è sentito responsabile di questo declino della società, fino addirittura alla Lega Pro, dove lui aveva rilevato insomma, la squadra, ed ha voluto almeno garantire i professionisti a questa piazza. Era in debito nei confronti dei tifosi, era in debito nei confronti della città, era in debito anche nei confronti del sindaco Massimo Bitonci, che tanto si è prodigato in queste settimane, insomma, sia nel periodo che ha preceduto la sua elezione, sia dopo la sua elezione, insomma, per salvare la società e per dare a Padova un calcio, insomma, che ancora conta, perché la Lega Pro è ancora un calcio che conta, insomma, sei insomma in terza serie, insomma, è qualcosa già di diverso. Sprofondare in Serie D, ma a quel momento lì poteva esserci anche l'idea di un'eccellenza, sarebbe stato davvero un disastro per Padova. Chiaro. Daniele? No, velocissimo, soltanto dire che Federico Franchieno ha fatto una disamina perfetta per il Padova, per cui speriamo di portare bene anche la formazione patavina dopo aver vissuto in prima persona la situazione del Brescia. Speriamo che Padova possa ripartire dalla Lega Pro. Giusto per segnalare che a livello di Covid, so che per adesso c'erano 9 esclusioni temporanee, quindi avevano riguardato sia Pavia e Mantova, che hanno già cambiato proprietà, ma anche Viareggio, Melfi, Ischia, Propatria, Regina, Padova e Grosseto, per cui ci sono anche società comunque blasonate che rischiavano di fallire da una Lega Pro, viceversa, esatto, perché proprio Piacenza e Savoia abbiano messo a posto le proprie situazioni. Questo è giusto anche per magari dare un quadro completo di quello che sarà il discorso del prossimo campionato di Lega Pro unica a 60 squadre. Sì, sarà una Lega Pro particolare a mio avviso, perché il fatto di aver allargato la Lega Pro, secondo me, può essere stato anche un problema per molte società. È davvero un mischiare realtà diverse, perché ricordiamo la C1 assomiglia di più alla Serie B, la C2 assomiglia di più alla Serie D. Il fatto di mettere assieme due mondi completamente diversi, insomma, ha creato un po', ha scombussolato un po' i piani di molte società, e quindi c'è da capire questo. Poi comunque, diciamocela tutta, è un momento difficile per il mondo del calcio italiano, poche società a parte, tante fanno fatica a garantire a fine mese lo stipendio ai propri giocatori, e il Padova è una di queste società, ma ce ne sono tantissime. Lega Pro, la situazione a mio avviso è devastante. Non parliamo della Serie D, la quale il Padova ha rischiato di finire. La Serie D è un bagno di sangue. La Serie D trovi una società su 10 che riesce a garantire gli stipendi ai giocatori, e l'anno prossimo la Serie D sarà piena di giocatori ex professionisti o professionisti che devono per forza scendere perché è saltata una categoria con la Lega Pro unica. Quindi la situazione è complicata. La Serie B abbiamo visto il Brescia, abbiamo visto la situazione del Siena è emblematica, la situazione del Siena che con milioni e milioni di debiti. C'è bisogno secondo me di regolamentare questa situazione e anche di far saltare le società. Adesso il Padova viene salvato, ma io sono d'accordo che non bisogna avere pietà, bisogna ripartire da zero e bisogna, a mio avviso, non so se siete d'accordo voi, azzerare questo calcio e creare degli equilibri. Ieri la Germania è diventata campione del mondo, e la Germania è diventata campione del mondo perché ha azzerato tutto dopo un fallimento sportivo ai mondiali, ed è ripartita, non hanno pietà, puntano sui giovani, puntano su società serie. Questo secondo me è il futuro del calcio in Italia. Certo, anche con un presidente del Bayern Monaco che ricordiamo è finito in galera. Finisce in galera il presidente del Bayern Monaco che combina casini. In Italia purtroppo questo non accade, l'Italia schiude un occhio, si va avanti con milioni e milioni di debiti, ma sì, chi se ne frega della serie. Infatti un annoso problema che d'estate viene sempre a galla, ancora comunque
poche settimane per avere un quadro definito dei gironi di Lega Pro, 3 gironi da 20 squadre ciascuno nella prossima Lega Pro unica, ma c'è una semiscadenza anche per la Serie B, intesa come momento in cui verranno stilati. Il calendario dovrebbe essere il 5 agosto, quindi 3 settimane scarse prima di conoscere anche questo per quello che riguarda il prossimo campionato. Federico, noi ti ringraziamo a questo punto. Alla prossima. Alla prossima, buon pomeriggio. Dunque un saluto. Ringraziamo quindi sì. Federico Franchin del Mattino di Padova. Adriano, con questo dovremmo essere arrivati in conclusione della nostra puntata numero 398, considerando che piano piano ci stiamo avvicinando al nostro traguardo, pensiamo comunque storico, della 400esima puntata. Sì, tra 7 giorni saremo con la cifra tonda, 400esima puntata, sabato la numero 399, e poi l'ennesimo traguardo di un percorso cominciato 4 anni fa, proprio dopo i mondiali del 2010. Con Calcio Parlando ci siamo evoluti, diciamo, da questa stagione anche per quel che riguarda il web, su Facebook, su Twitter, e dunque il mezzo anche per rimanere in contatto con noi durante la settimana, non solo negli estremi in cui andiamo in onda, cioè il lunedì e il sabato, i giorni estremi, ecco, della settimana, l'inizio e la fine, soprattutto per quanto riguarda le vicende sportive. Saremo sul web anche in questi giorni estivi per il calciomercato, per il post mondiale e l'inizio dei ritiri con le varie amichevoli delle squadre di Serie A, e torneremo in onda sabato, a questo punto sempre alle ore 13. Perfetto, per cui direi l'appuntamento è per sabato a livello radiofonico. Sul web per 1 o 2 giorni magari non riuscirete a leggerci su www.calcioparlando.com, perché abbiamo dovuto fare il passaggio di hosting dopo le problematiche che abbiamo vissuto attraverso un provider, direi quantomeno poco professionale, però anche noi siamo riusciti, diciamo così, oltre che pagare Dazio, finalmente a fare il cambio di hosting, e comunque poi siamo presenti sui nostri profili Facebook e Twitter, Calcio Parlando RPL a livello di Facebook e Calcio Parlando invece per quello che riguarda Twitter, e come ha detto giustamente Adriano Ancona, tutte le notizie a questo punto di calciomercato. Buon proseguimento a tutti sulle frequenze di Radio Padania, un saluto anche in regia a Giulio Carnelli. Torniamo sabato alle ore 13. Grazie per averci seguito.